Tra poco la terza finale, tempi di batteria dal 17° al 24°. Intanto inizia anche la gara di salto con l'asta, l'asticella e diamo i risultati della seconda finale. I vinti, confermiamo la vittoria di Sarti 6,65 su Schiassi, 7,78, 7,80 per la Zanotti, la Bernardi 7,80, 7,82 per la Sattini, per la Santin, 7,91 per la Nardis, 7,95 per Marconi e Minotti 7,95 anche per lei. Terza finale con Gaia D'Ambrosio in prima, Claudia Brillarelli in seconda, Elisa Morganti in terza, Alice Melotti in quarta, Elettra Ruggero in quinta, Sara Santinelli in sesta, Vicky Ferrari in settima e Rebecca Emoare in ottava. E qui sarà compito del photo finish, 7,84 il tempo. L'ultima finale, poi siamo in perfetto orario in questo pomeriggio. Le prossime gare di corsa sono i 400 previsti per le ore 18, come pure il salto in alto uomini, ed eccole gli atleti dell'ultima finale, la quarta, tempo dal 25° al 32°, e sono Maddalena Gusella in corsia 1, Valentina Latalucci in corsia 2, Lucia Fiumana in corsia 3, Enrica Cerami in corsia 4, Ambra Braciola in corsia 5, Delia Bordonaro in 6, Eleonora Egosa Pini in 7 e in corsia 8 Rebecca Guidi. In corsia 3, 4 e 5 i tempi migliori delle batterie. Eh sì, anche 3, 4 e 5, il tempo è 7,95, quindi sicuramente tempi migliori di quelli realizzati in batteria. Intanto confermiamo nella finale 3 la vittoria della Morganti 7,84, come la Ferrari stesso tempo